allora cominciamo il nostro viaggio qui al Museo Etnografico di Udine che riapre le sue porte domani dopo questo lungo periodo di zona arancione che non ha permesso ai musei di rimanere aperti. Finalmente possiamo rimergersi e riscoprire la storia delle nostre radici attraverso le quali delle sale di questa splendida esposizione che raccoglie le testimonianze della nostra storia. Lo facciamo con Paola Visentini, la responsabile del Museo Etnografico di Udine, che ci guiderà alla scoperta di queste sale. Buongiorno Paola. Buongiorno. Sì, siamo in Borgo Grazzano, nello specifico siamo a Palazzo Giacomelli, di proprietà a partire dal 1900 di Sante Giacomelli, che era un imprenditore tessile che aveva realizzato anche delle filande qui in via Grazzano e in via Brenari. Dal 1970 questo edificio divenne Museo Friulano di Storia Naturale e solo nel 2010, dopo un'importante fase di restauro, divenne il Museo Etnografico del Friuli. E il Museo Etnografico del Friuli è una collezione che faceva parte già dal 1866 del Museo Friulano. Questo museo che raccoglieva varie valenze, nel senso che raccoglieva la storia dell'arte, la storia, le scienze naturali, l'archeologia. E aveva sede a Palazzo Bartolini, dove ora c'è la Biblioteca Civica di Udine. Poi fu trasferito in Castello e poi adesso lo conosciamo come un sistema museale molto ampio con varie sedi, tra cui appunto quella dove siamo oggi, Palazzo Giacomelli. Nel 2010 appunto venne inaugurato con un nuovo percorso permanente temporaneo ideato, progettato e realizzato da Tiziana Ribezzi. Si sviluppa su tre piani e quest'oggi andremo a fare un focus solo su alcune delle tematiche, perché questo museo è veramente molto ricco di documentari, di immagini e di reperti, di materiali, cioè di materiali che sono andati ormai in disuso ma che fanno parte della nostra memoria. Quest'oggi infatti affronteremo del primo piano che è orientato al racconto del fogolar come luogo di raccolta della famiglia, della comunità, ma anche si parla di ritualità, delle ritualità che scandiscono il ciclo delle stagioni. Una di queste ritualità c'è molto vicina, che è quella del Carnevale. Qui sono esposte infatti delle maschere della Val del Torre, che vi verranno poi raccontate da Caterina Vidon. Abbiamo voluto poi fare un focus anche sull'illuminazione, sui sistemi di illuminazione, sull'evoluzione dei sistemi di illuminazione, e un particolare approfondimento verrà fatto da Elena Commessatti su Arturo Malignani, una figura importantissima, un pioniere per quel che riguarda l'illuminazione. Passando poi al secondo piano, affronteremo una tematica forse un po' marginale da un certo punto di vista, perché parla dei saperi artigianali, che sono quelli soprattutto del lavoro in bosco, quindi del lavoro del legno. Lo faremo col dottor Lorenzini, a cui seguirà poi un intervento sulla religiosità fatto da Tiziana Ribezzi, quindi dalla curatrice di questo museo, e si concluderà con una delle collezioni sicuramente più bella, quella proveniente, è un estratto dalla collezione Ciceri, delle sculture lignee che verranno presentate dalla professoressa Perusini. Voglio dire che in realtà qui ci sono molti contenuti, vale la pena venire, come ricordava lei prima, i musei apriranno mercoledì con un orario ridotto a causa del Covid. Vogliamo anche vedere quale sarà la reazione del pubblico alla riapertura dei musei. Una riapertura che riguarda prima di tutto il Museo Etnografico, perché proprio in una chiusura di confini regionali credo che sia abbastanza importante aprire un museo che è così identitario e che consente quindi alla popolazione del Friuli di venire qui a visitare e a vedere le proprie origini. Apriremo quindi il mercoledì e il giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 15 alle 19.
Però devo dire anche che in questo lungo periodo di quarantena noi non siamo stati fermi, anche se chiusi. Come tutti i musei nazionali e internazionali abbiamo lavorato all'interno delle mura e abbiamo cercato di preparare l'apertura. Tra le tante cose che abbiamo realizzato c'è stata quella di riordinare il nostro deposito, perché forse non tutti sanno che l'esposizione è enorme, perché il patrimonio è enorme, ma è enorme, altrettanto enorme ciò che è depositato e conservato in deposito e che prevede un'attenzione e una cura per la conservazione. Una digitalizzazione dei materiali, perché ci siamo resi conto che con questa quarantena che la digitalizzazione è importante. Abbiamo dovuto rispondere agli studiosi e agli appassionati solo in maniera digitale, quindi inviando il materiale digitalizzato, non più consentendo loro l'accesso alle collezioni. E poi abbiamo deciso di lavorare su alcuni servizi da fornire al pubblico. Abbiamo cioè deciso di realizzare un'app che si chiama AudioGuide ed è in realtà un'app che abbiamo realizzato e sperimentato già per il Museo Archeologico nell'ambito del progetto Accessibilità per l'Interreg Central Europe Camin. L'abbiamo trasferita qui, è un'app molto flessibile e la cosa importante è che ci consente di visitare i musei anche da casa, perché una volta scaricata, e in un momento di questo tipo è assolutamente fondamentale, una volta scaricata i contenuti possono essere consultati da casa, sia letti che ascoltati, perché voglio ricordare che questa è un'app accessibile, quindi va incontro anche alle persone con disabilità, perché il progetto Interreg Central Europe era direzionato proprio a questo. Un'app che attualmente ha un percorso in italiano, ma che stiamo predisponendo anche per il friulano. Riteniamo infatti che sia per un museo come questo fondamentale, quando sappiamo che alcuni di questi oggetti spesso sono nominati solo con una parola in friulano e non chiamati con un termine italiano, quindi decisivo e assolutamente importante il fatto di poter fare un'app in friulano. Come vi dicevo, abbiamo lavorato sulla digitalizzazione, sui servizi, ma anche sui progetti, perché il museo è fatto di progetti. Abbiamo dei progetti con gli amici degli orologi della Valpesarina, per esempio, con gli amici di Borgo Grazzano, che è il borgo che ci accoglie. E poi la cosa importante per attrarre di nuovo i nostri utenti è fornire loro, attrarli fisicamente qui naturalmente, fornire loro una carta dei servizi concreta, cioè che fornisca all'utente con precisione le possibilità che offre in termini di servizi questo museo. In conclusione, sempre nella speranza che questi musei possano aprire ad un target sempre più allargato di visitatori, stiamo riallestendo la Playroom, perché vogliamo rivedere le scuole nei musei. E siamo saliti al primo piano del museo, dove abbiamo incontrato l'assessore alla cultura del comune di Udine, l'assessore Fabrizio Cigolot, per il ruolo fondamentale che l'ente municipale ha in questa splendida realtà espositiva. Sì, è una splendida realtà espositiva questo palazzo, dove si scoprono tantissime cose affascinanti, oggetti, ma anche mestieri, storie, tradizioni, tutto ciò che fa parte e alimenta quella che è la nostra identità, la civiltà friulana. Questo è veramente il museo della civiltà friulana, a me piace definirlo così. E noi intendiamo operare affinché questo museo venga sempre più conosciuto, valorizzato e soprattutto frequentato. Ecco, abbiamo deciso di aprire, dopo questa seconda fase di chiusura delle sedi museali, questo museo per primo. La prossima settimana apriremo la sede del castello con le collezioni che ci sono su, ma già da domani qui si potrà venire a visitare questa storia bellissima di questo nostro Friuli e toccarla con mano, perché qui poi gli oggetti sono a portata di mano, ecco, veramente. Che cosa abbiamo voluto significare con questo? Che forse riscoprendo le proprie radici,
ripercorrendo la nostra storia, che è una storia tormentata, una storia sicuramente complessa e difficile, però veniamo a contatto con quelle che sono veramente gli aspetti che alimentano la nostra cultura attuale e quindi i cicli della vita. Il rapporto che si ha tra le generazioni, il rapporto con le stagioni, il rapporto con le feste popolari, i momenti di svago, il ballo, la musica, le confraternite, quelli che erano gli elementi della socialità che univano le nostre comunità. Quindi sono tantissimi gli aspetti che si possono qui conoscere. Abbiamo detto che il mercoledì l'ingresso sarà gratuito, il giovedì e il venerdì c'è il biglietto d'ingresso, ma i cittadini udinesi hanno la possibilità di avere il biglietto ridotto, e in più il venerdì, anziché finire alle 18 l'orario di visita, terminerà alle ore 19. Purtroppo ancora le disposizioni del governo ci impediscono di aprire nel fine settimana. Questo per un periodo sperimentale, attendiamo gli esiti della pandemia e cerchiamo poi di adeguare l'orario di apertura, che per ora è solo pomeridiano, ecco, anche alla mattina. Quello che a noi interessa soprattutto è poter riprendere le attività didattiche, perché abbiamo un servizio di didattica. C'è anche un'aula didattica in questo palazzo, molto molto importante, ecco, riprendere le attività soprattutto a vantaggio delle scuole, la scuola primaria, la scuola secondaria inferiore e anche per le superiori. Ecco, crediamo che per tutti ci siano elementi di interesse, di studio e di interesse. E quindi riscoprire le nostre radici è un momento difficile quello che stiamo vivendo, però ha dato in un certo senso l'opportunità a tutti, attraverso anche la parte digitale, ma anche attraverso il cuore, insomma, di avvicinarci a quelle che sono le vere radici della nostra storia, delle nostre famiglie, del nostro passato. Allora andiamo a vedere adesso un'altra sala. Le vedete? Queste sono delle attrezzature da lavoro con Claudio Lorenzini dell'Università di Udine. Vediamo come si lavorava un tempo e cosa è cambiato rispetto a oggi. Dunque, questa sala del Museo Etnografico del Friuli, qui ad Udine, dedicata al lavoro, alla lavorazione del legno nel bosco, all'abbattimento e al trasporto del legno, potrebbe sembrare apparentemente eccentrica rispetto alle caratteristiche proprie di un museo etnografico che si trova collocato in una città. Di fatto questi sono attrezzi che venivano utilizzati a una relativa distanza rispetto al centro principale del Friuli, la sua piccola città Udine, e ci collochiamo precisamente nel contesto montano, delle montagne, non necessariamente adesso circostanti. E tuttavia, pur con questa eccentricità, la sala è di fatto invece centrale. Una delle prime stanze del museo è dedicata a un richiamo esplicito al fogolar. Il legno, col legno si alimenta il fogolar, che è simbolo di unitarietà della famiglia, del gruppo corporato della comunità di villaggio, e senza il legno prodotto dai boschi non ci si può scaldare, non ci si può alimentare, perché almeno ogni giorno bisogna cuocere la polenta, non si può allestire o predisporre dei mobili, il mobilio per poter conservare le pietanze e il nostro vestiario, e non si può sostanzialmente vivere. Un grande storico francese, Fernand Braudel, diceva che le società d'antico regime, le società preindustriali, erano società caratterizzate dall'onnipresenza del legno. Il legno era ovunque, anche ai piedi della gente. Questi strumenti che potete vedere in questa stanza furono utilizzati dai boscaioli, dai foderatori, in parte dai segantini, fino grosso modo agli anni 60 compresi. È ovvio che tuttora i boscaioli utilizzano la mannaia, la scure, ma sempre meno. La meccanizzazione del lavoro nel bosco
è data grosso modo agli anni 60, la sua meccanizzazione spinta, grazie all'introduzione delle motoseghe. Allora, le motoseghe, diciamo, dal punto di vista del loro peso, accettabili per lo sforzo che potevano in qualche modo ogni lavoratore nel bosco poteva sopportare. Qui, così come è congegnata questa stanza, vedete che per ciascun pannello, per ciascuna parete, ciascuna piccola sezione all'interno della sezione sono distinte tipologicamente fra gli attrezzi che servono a tagliare ed abbattere la pianta, la scie, il seon american assieme alle accette, la manarie, e unitamente agli attrezzi che servono all'esbosco. Vedo qui davanti a me il sapin, che serve al trascinamento dei tronchi, oppure agli strumenti che servono a lavorare le piante una volta abbattute, lo scorzatoio, lo sheller, e assieme magari alla lade, le accette che servono a squadrare il legname. Nel contempo vedete che ci sono alcuni pannelli esplicativi che provano a raccontare come avvenisse il trasporto, l'esbosco inizialmente e successivamente il trasporto di questo legname, che come è ben noto non è un materiale così agevole da trasportare. Le dimensioni di una taglia superano anche i 4 metri e il suo peso certamente non è quello di un fuscello. Per poter trasportare questi enormi materiali a beneficio collettivo è indispensabile saper utilizzare il legno stesso attraverso gli invasi artificiali e nel contempo riuscire ad addomesticare le acque attraverso la fluitazione. Tutto questo sistema, di fatto attivo in forme residuali fino agli anni 60, grazie all'introduzione delle piste forestali e soprattutto all'uso della motosega e più recentemente grazie agli harvester che servono sostanzialmente ad abbattere, sramare e nel contempo anche a catastare il legname con un unico macchinario, è andato lentamente scemando e tramontando. Può essere un bene? Senza dubbio. Di fatto però è altrettanto bene che se ne conservi memoria e si trasmetta un sapere indispensabile alla sopravvivenza di tutti. Ancora oggi alcuni strumenti, come ad esempio citava la manarie, vengono utilizzati per i piccoli lavori domestici, un lavoro tra l'altro pericolosissimo, quello del boscaiolo. Non c'è dubbio, molto pericoloso e pertanto per riuscire a far sì che una persona non si facesse male mentre aveva per le mani questi strumenti così pericolosi, bisognava cominciare presto e soprattutto, diciamo così, essere affidati o seguire le orme di chi praticava questi mestieri già da tanto tempo. E di fatto le competenze anche in questo caso venivano trasmesse da padre in figlio, da nipote a nonno, da nonno a nipote e così via. Quel che caratterizza, se volete, il lavoro nel bosco, nel Friuli, nella storia del Friuli, anche in tempi recenti, è che è una spiccata mobilità da parte degli addetti al lavoro. I boscaioli dovevano sapersi muovere su territori molto ampi, non soltanto circoscritti al proprio comune di appartenenza, e non è un caso che l'emigrazione dei boscaioli fu peculiare da alcune comunità, fosse stata la Romania dei fine Ottocento o il Canada dell'immediato secondo dopoguerra. E nel contempo, storicamente, sto parlando di 2, 3, 4 secoli fa, il lavoro nel bosco poteva essere anche prerogativa di lavori di boscaioli, di foderatori, di zatterai, di segantini che provenivano da aree anche relativamente distanti, come il Cadorino, il Bellunese, il Feltrino, e nel contempo convivere e lavorare assieme a boscaioli che provenivano dai canali dell'Arzino, dalla Valcanale, dal Canale del Ferro e così via.
Ecco, ricordiamo anche una particolarità, i boschi planiziali della bassa friulana. Il Friuli in realtà un tempo era ricoperto da boschi, no? Cosa è rimasto adesso di queste macchie? Il Friuli, così come tutta l'Europa, era coperta da boschi un tempo, poi progressivamente, al crescere della popolazione, i boschi progressivamente scomparvero o di fatto ebbero un ruolo, una funzione diversa rispetto a quello che potevano essere le cosiddette foreste primigenie, come un residuo delle quali è quella di Muzzana del Turgnano, la foresta planiziale. Ecco, un caso assolutamente unico, pressoché unico nella nostra regione, e meritevole assolutamente di essere salvaguardato, visitato e vissuto. Ma anche in quel caso, nonostante si tratti di una foresta così antica e così tutto sommato ben conservata, non ci fosse stato l'intervento dell'uomo e quindi l'utilizzo continuo delle sue risorse a favore delle comunità della bassa, questa foresta sarebbe di fatto scomparsa da sola. Non esiste una foresta naturale nel senso assoluto. Tutte le risorse naturali rinnovabili, così come il bosco e il legno che se ne ricava, è una risorsa naturale addomesticata dall'uomo e come tale, per poter sopravvivere, ha bisogno di essere utilizzata. Allora, grazie per questo splendido intervento che ci racconta la storia dei nostri boschi, dai boschi planiziali della bassa friulana e poi, per non dimenticare la foresta millenaria di Tarvisio al centro, anche adesso di un'attività e di una promozione proprio in questo periodo di pandemia. Allora ci spostiamo adesso in un'altra ala del museo per andare a scoprire ancora qualcosa delle nostre radici. E adesso entriamo in una delle altre stanze del Museo Etnografico di Udine con Giuseppina Perusini. Siamo nella stanza delle sculture lignee, ma intanto andiamo a conoscere Giuseppina. Giuseppina di cosa si occupa? Allora, io sono stata docente fino a novembre del 2020 di storia del restauro e delle tecniche artistiche all'Università di Udine e non è casuale che vi parli ora di scultura lignea perché prima di essere docente all'Università di Udine io sono stata anche restauratrice, ho fatto la scuola di restauro di Passariano, sono laureata in storia dell'arte e quando studiavo all'epoca a Trieste storia dell'arte c'è stato il terremoto e ho deciso che volevo fare qualcosa per la mia terra di concreto. E così sono diventata restauratrice e ho lavorato per 10 anni prima di fare poi il concorso all'università che mi ha portato a insegnare per diversi decenni all'Università di Udine. Sicuramente questa è una delle stanze più importanti di questo museo, più importanti perché raccoglie alcune, perché non sono tutte qua, delle sculture della collezione Ciceri, che è forse uno dei blocchi maggiori di sculture assieme a quello del Museo Diocesano e del Museo Civico di Udine. Andreina e Luigi Ciceri sono stati due importanti collezionisti di scultura lignea e non solo di scultura lignea, ma immagino che di loro poi vi parlerà qualcun altro. Io posso solo dire, visto che porto questo nome ingombrante di Giuseppina Perusini, che mio zio è stato anche uno dei fondatori del Museo Etnografico di Udine, quando ancora non era in questa bella sede così ben allestito, ma si trovava in Palazzo Gorgo Magnago. Lui ha donato mobili e soprattutto costumi che aveva raccolto con Lea Dorlandi dagli anni 30 agli anni 60 del Novecento. E per la verità porto, ahimè, anche il nome di mia nonna, Giuseppina Perusini, per l'appunto, che ha scritto appunto il primo libro di cucina del mangiar friulano. E veniamo ora alle sculture. Ecco, prima di passare alle sculture facciamo un attimo di pausa e torniamo subito. Siamo tornati con la dottoressa Giuseppina Perusini per andare a scoprire i dettagli di queste sculture lignee che si trovano all'interno della stanza, ma anche per parlare di un libro particolare.
Ecco, è quel volumetto che ho in mano, che è il catalogo del Museo Etnografico del Friuli, dove tra l'altro una sezione è dedicata anche a questa collezione di sculture lignee della Ciceri, e mi fa piacere sottolineare che questa pubblicazione è stata finanziata dall'Associazione Udinese Amici dei Musei e dell'Arte. E questo documenta l'affezione che hanno gli udinesi e più in generale i friulani per questo museo, che è il museo veramente della storia, dell'arte e delle tradizioni del Friuli. Come in effetti la scultura lignea rappresenta forse più di ogni altra arte e tipologia di manufatti artistici prodotti in regione, è vicina, diciamo, alle tradizioni, alla cultura friulana. Una tradizione che però è composta da diversi apporti, come ben documentano queste prime due sculture che dimostrano il legame con l'area oltralpina, che si vede molto bene in questo Vesperbild, che è tradotto vuol dire immagine della sera, cioè è un'immagine della pietà, davanti a cui si recitava la sera il vespro, e quell'altra immagine che vedete alla destra, che è la Sant'Anna a Metterza. Probabilmente quest'ultima scultura è stata acquistata dai coniugi Ciceri in Val Canale, che è una zona del Friuli che ha tradizioni linguistiche e culturali legate al mondo tedesco. Interessante è poi questa Madonna col bambino che si vede anche sulla destra, soprattutto perché si vede come purtroppo nel corso del tempo queste sculture siano state deturpate dai rispettosi di pitture, che hanno anche impedito la giusta valutazione di questi manufatti, che solo dopo il restauro molto spesso ricevono una corretta valutazione. E un altro aspetto interessante è proprio per questa commistione di culture diverse che caratterizza il Friuli, è documentato da questa piccola scultura della Madonna col bambino che si vede di fronte a noi, che dimostra questo collegamento con la produzione lignea slava, e che in effetti è stata giustamente collegata da Paolo Casadio, che ha fatto un catalogo, uno studio su questa collezione, alla Madonna che si trovava sopra il trittico di Montina. E infine, molto brevemente, vorrei concludere con questa Madonna attribuita ad Antonio Agostini. Qua siamo già all'inizio del Seicento, forse non è proprio di mano del maestro, ma potrebbe essere della sua bottega, che documenta la vitalità che ha avuto questa produzione lignea in Friuli anche nel XVII, XVI e XVII secolo. In realtà gli studi sul XVII e XVIII secolo non sono molti, ma proprio in quest'ultimo periodo stiamo rivalutando anche la produzione di quest'ultimi secoli. Ecco, queste statue facevano parte di altari lignei, oppure, non lo so, potevano essere private, utilizzate per le preghiere domestiche nelle abitazioni? Allora, la gran parte di queste sculture facevano parte di politici, cioè provengono da contesti ecclesiastici. E per esempio questa scultura, quella ridipinta di cui vi parlavo prima, probabilmente stava nella parte superiore di un polittico che è simile a quello che è di Invillino, che vediamo esposto al Museo Diocesano, e così quasi tutte le altre sculture. Per esempio i due angeli che si vedono lì sono due angeli cerofori, non si capisce bene che servivano per reggere un cero perché manca la mano che appunto era deputata a questa funzione, però quasi tutte queste sculture provengono da ambienti ecclesiastici. Poche, forse quelle più piccoline come l'ultima che si vede lì, erano destinate alla devozione domestica. Anche qui vediamo sculture, ma direi tutte in realtà provengono da contesti religiosi. E prima abbiamo parlato dell'importanza del bosco, della lavorazione del bosco e del legno. Questo legno, diciamo che è stato utilizzato per la scultura delle statue, si sa da dove arriva?
Allora, di solito era legno locale, questo, la ringrazio della domanda, mi dà l'occasione di dire ancora qualche particolare tecnico di queste opere che va sottolineato, sono sculture lignee policrome, cioè anche la policromia è molto importante, soprattutto si vede quanto importante è dove manca, come nella scultura dell'Agostini, che è quasi tutta a legno. L'essenza legnosa utilizzata era per lo più legno di tiglio, che meglio si presta all'intaglio, e nel caso delle sculture di tradizione tedesca veniva usato molto spesso il legno di cirmolo, per cui queste sono le due essenze prevalentemente utilizzate. In terzo luogo poteva essere usato il pioppo, però per lo più si usava il tiglio quando era disponibile. Ecco, e come ben si vede, questo fatto che fossero deturpate da ridipinture recenti, però le collega alla loro vitalità per la funzione religiosa che avevano. Venivano portate in processione, magari ogni anno prima della processione venivano ridipinte. Molte di queste sculture addirittura erano vestite, e questo per secoli ha impedito una giusta valutazione storico-artistica di questi manufatti, che appena dagli anni 50, è bene ricordarlo, in Friuli sono stati riscoperti e studiati da Giuseppe Marchetti, che ha scritto appunto nel 1956 questo testo fondamentale sulla scultura lignea nel Friuli. Da quel testo sono partite molte altre ricerche, culminate nella grande mostra del 1983 a Villa Manin sulla scultura lignea, che ha anche raccolto ed esposto tutte le opere restaurate dopo il terremoto del 76, che effettivamente è stata naturalmente una catastrofe per i beni artistici della regione, ma anche un momento di riflessione, di recupero, e sicuramente per la scultura lignea sono iniziate da quel momento una serie di ricerche che hanno portato alla rivalutazione di questo patrimonio. Ecco. Questa è un'altra scultura che viene per esempio dal contesto slavo, quindi dalle valli del Natisone. Questa è la bottega di Bartolomeo Ortari o Jernej Vratlav, per dirlo in sloveno, che ancora nel 600 e nel 700 producevano altari e sculture lignee, non sempre di altissima qualità, ma molto interessanti e comunque vicinissime al cuore e alle tradizioni religiose di queste popolazioni. Insomma, un universo tutto da scoprire, che parte dal legno spesso delle nostre terre, che viene appunto con maestria lavorato e che poi viene posizionato nelle chiese all'adorazione dei fedeli. Insomma, qui al Museo Etnografico anche questa splendida sala che fa e racconta tante cose del nostro Friuli. E siamo adesso con Tiziana Ribezzi per raccontarvi il collezionismo di Andreina Ciceri, una esperta qui con noi al Museo Etnografico. Ecco, siamo al primo piano del Museo Etnografico, un museo che è nato poco più di una decina di anni fa, e qui siamo nel piano che è dedicato ai coniugi Ciceri. E ho l'occasione oggi in particolare di ricordare Andreina Ciceri, che io ho conosciuta. Nel dicembre scorso avrebbe compiuto 100 anni e sono 20 anni dalla sua morte. Importante, importantissima, perché a lei, al suo lascito quando è morta, si è dovuto così il rilancio delle collezioni etnografiche udinesi e quindi la nascita di questo museo. Un museo dalle ampie potenzialità. Già i visitatori hanno occasione di vedere che è ampio. Sono 3 piani con collezioni, con esposizioni molto articolate e soprattutto esposizioni che possono anche intercambiarsi.
e quindi rende questo ragione delle ampie potenzialità del patrimonio di questo museo. Questo patrimonio museale possiamo dire che è secolare, e questo con i pregi e i difetti che ne derivano. Pregi perché le raccolte sono veramente ingenti, si sono costituite nel tempo e si sono costituite, possiamo dire, esclusivamente, quasi esclusivamente per donazioni private, donazioni di persone, di affezionate, di affezionati e di studiosi. E i difetti possiamo dire che risentono appunto del tempo che è cambiato. Se a fine dell'Ottocento c'era un interesse, possiamo dire, che nasceva dal bisogno di rappresentare così le innovazioni dell'industria e del progresso, successivamente abbiamo avuto una grande stagione di studiosi, pensiamo a Vidossi, a Osterman con il suo volume della La vita in Friuli, ancora oggi possiamo dire un cardine così per la storia delle tradizioni popolari. Poi c'è stata la stagione dei fotografi, Ugo Pellis, il cui archivio è conservato nella Società Filologica Friulana, e Schauer Mayer. Entrambi hanno lavorato per fare degli atlanti linguistici, l'italiano e l'italo-svizzero, che vedevano una lettura della cultura tradizionale, della cultura contadina, nella lingua e negli oggetti, le parole e le cose. E con queste splendide immagini degli ex voto, un attimo andiamo in pubblicità, ma torniamo subito con voi. E rieccoci sempre con Tiziana Ribezzi al Museo Etnografico nella stanza dei segni del sacro che tutti nelle nostre case continuiamo ad avere come simbolo anche dei nonni e dei bisnonni, insomma dei nostri antenati. Ecco, queste sale dei segni del sacro, o meglio della religiosità popolare, del sentimento religioso nella cultura tradizionale, sono un tema particolarmente caro ai coniugi Ciceri. E prima accennavamo al ruolo della filologica friulana, e infatti proprio fra le due guerre emergono due personalità, Gaetano Perusini e Luigi Ciceri. Entrambi, accanto allo studio, Gaetano Perusini ebbe una delle prime cattedre in Italia di tradizioni popolari, possiamo dire, quindi accanto a uno studio scientifico dei documenti, si appassiona alla ricerca sul campo insieme a Lea Orlandi, una personalità finissima, una personalità dove qui nel museo abbiamo costruito una mostra poco prima dell'apertura e che ha esaltato proprio una poliedricità di questa persona nel campo della promozione, della valorizzazione delle tradizioni popolari. Quindi Gaetano Perusini e Lea Orlandi hanno affiancato lo studio, la ricerca sul campo e la raccolta dei materiali. Quindi si affaccia a metà Novecento il desiderio e la convinzione di salvaguardare, raccogliere per salvaguardare, ed erano, pensiamo, anni difficili. I Perusini lo fanno Perusini lo fa in forma metodica, perché si interessa soprattutto al settore del costume popolare, con tutta una serie di contributi e di studi. Luigi Ciceri, che diventa presidente della Filologica Friulana, lo fa soprattutto in modo meno metodico, colleziona tutto quanto che recupera sul campo e
si accorge che non sarebbe più stato valorizzato. E come è stato possibile questo? Noi non abbiamo dati sulla provenienza dei beni, però certamente quegli anni, subito dopo anche la Seconda Guerra Mondiale, erano gli anni della dispersione per motivazioni diverse. Dalla montagna partivano famiglie e i beni erano sul mercato. Chiese avevano la possibilità di dismettere materiali per rinnovare per il recupero dei propri beni, e quindi sul mercato c'era moltissimo materiale. E raccolgono molto, Ciceri raccoglie molto nei settori più diversi. Si è visto la scultura, forse la raccolta più organica, la religiosità popolare, il mobile, ma poi tutta una serie di oggetti ergologici e di cultura materiale, anche di medicina popolare, ritratti che ora sono al Museo Carnico di Tolmezzo. In questo lavoro Perusini è stato affiancato dalla moglie, Andreina Ciceri. Andreina Ciceri era una persona molto autorevole che ha aiutato il marito in questo lavoro all'interno della filologica, ma soprattutto lo ha affiancato in importanti iniziative. Infatti all'interno della filologica avevano promosso delle ricerche, ad esempio, che sono confluite ad esempio nei cataloghi degli ex voto del Friuli, delle chiese del Friuli, dei santuari e delle pievi delle chiese del Friuli, una raccolta importantissima perché è tutto un patrimonio che è per la gran parte scomparso, i numerosissimi libri in cui erano state raccolte le testimonianze sulla tradizione orale della cultura friulana, quindi paese per paese. Poi il lavoro molto importante sul carnevale in Friuli, svolto negli anni 60 con un bellissimo libro, e di questa ricerca sul carnevale in Friuli, in particolare nelle valli del Torre, testimoniano qui in museo la bella collezione di maschere, circa un centinaio, sono esposte solo alcune. Quindi un sottile lavoro sul territorio, sul piano della ricerca. Andreina Ciceri insieme a Olivia Pelli poi è stata antesignana nella filmografia, e negli anni 60 avevano fatto tutta una serie di filmati sulle tradizioni friulane e sul carnevale, e ha aperto una ricerca che dopo è proseguita, e poi fanno testo i suoi volumi sulle tradizioni popolari in Friuli. Luigi Ciceri ha avuto così il compito, il merito soprattutto della raccolta, la signora dello studio, di andare a fondo anche in un lavoro a tappeto sul territorio delle testimonianze. Ne fanno testo, ad esempio, tutti i volumi della filologica sui paesi, dedicati ai numeri unici, in cui comparivano i loro articoli, le riviste di quegli anni. Quindi in qualche modo la loro raccolta, anche se non organica, oggi al museo è tutta catalogata, ha un catalogo, quindi è stata tutta studiata, ha il merito nella sua eterogeneità di permettere di costruire le maglie dei molti settori di questo museo. È un fatto molto importante perché il museo dialoga per argomenti molto diversificati, argomenti che possono essere affrontati con letture e modalità diverse. E parliamo adesso, vedete, di illuminazione, una cosa di cui
Udine brilla, è proprio il caso di dirlo. Siamo con Elena Commessati, autrice della biografia di uno dei grandi friulani, in questo senso, Elena. E qui siamo nella stanza dedicata alla luce. Voi vedete che è la stanza del fuoco, ma in realtà è la stanza dell'illuminazione. Ci sono le lampade ad olio e poi da un po' di tempo abbiamo le famose lampade di Arturo Malignani, perché è giusto che si sappia in tutta Italia che qui a Udine nel 1189 Udine è stata illuminata insieme a New York e Milano, ed è stata per un momento la città che aveva la luce bianca più importante, più luminosa di tutta Europa. E se venite con noi andiamo a trovare delle lampadine che sono le lampadine che sono state regalate da ex dipendenti della sede dell'Enel di Udine. Sono le vere lampadine che ha inventato Arturo Malignani, datate 1890, lui nasce nel 1865 e a soli 25 anni inventa il vuoto perfetto nelle lampade ad incandescenza. Edison la lampadina a filamento l'aveva inventata, Arturo Malignani l'ha perfezionata, e con i miei lavori insieme all'Archivio di Udine e a Laura Cerno ho trovato la carta di sbarco di Arturo Malignani in America nel 1895, quindi lui a 30 anni va da Edison, vende il brevetto di queste lampadine, torna poi in Friuli Venezia Giulia e inventa l'industria del Friuli Venezia Giulia, perché poi diventa l'industriale del cemento e doma la natura attraverso le sue invenzioni. Ma questa è la lampada con il vuoto perfetto. È importante che questo museo ce l'abbia, come è importante che anche in Castello ci sia una stanza dedicata ad Arturo Malignani con le lastre stereoscopiche da lui fotografate, perché siamo orgogliosi di raccontare che qui in città c'è stato un inventore e industriale e imprenditore che ha cambiato il destino moderno di questa regione e anche poi dell'Italia, quei famosi uomini made in Italy che stanno tra un Edison che in America ha cambiato il destino del mondo comprando le invenzioni, tra cui quella di Malignani, e un Tesla che è un inventore della parte dell'area balcanica che è anche morto in difficoltà. Invece Arturo Malignani, nella sua semplicità finta, ha deciso di cambiare il destino con le sue invenzioni. Sempre giovanissimo, ad esempio, aveva inventato una macchina elettrica a 3 posti che andava a elettricità, che pare sia stata destinata a essere taxi a Berlino in Germania, e la città insieme al comune di Udine, con la giunta precedente e con questa giunta, stiamo continuando insieme a me e alla famiglia Malignani a lavorare sul recupero della memoria di Arturo Malignani, ed è interessante che si possa pensare che internazionalmente ci sia la possibilità di riscoprire una figura dimenticata nel tempo. Pensate che quando la Treccani viene fondata, Arturo Malignani era già una voce della Treccani. E si chiude con questo racconto suggestivo e avventuroso di Malignani, questa prima nostra puntata dedicata al Museo Etnografico di Udine.